Una persona senza radici che cos'è? È come la radice della lingua, se non riesci a parlare e a pensare con la tua stessa lingua non sei niente. E le radici sono importanti perché sono un qualcosa di ieri e di domani per noi, di oggi e di domani per i nostri figli. E noi dobbiamo avere una radice per trasmetterla. Ma io dico sempre che parlo in italiano pensando in sardo e non riuscirei a fare diversamente perché per me la lingua non è tagliata solo nell'esprimerla, ma poi dentro di me i suoni sono gli stessi, quelli di sempre. È vero che tu lavoravi nei campi, eri contadina? Sì, forse è stata questa la mia forza. Hai vissuto con Vivere, incominciare con la terra, partire dalla terra, anche forse è per questo che i miei piedi sono rimasti sempre attaccati, ho sempre saputo fino in fondo dove andavo, cosa facevo e cosa mi potevo aspettare da quello che mi circondava. Tu scrivi anche poesie, hai pubblicato ultimamente un libro. Sì. Dedichi tutta la vita, da 20 anni, a scrivere, a Sì, ricercare. alla ricerca musicale, siccome poi mi hanno sempre detto sei brava, peccato che non ti capiamo. E allora c'è stato un mio momento appunto di raccogliere questi brandelli miei di infanzia, di mondo, di vita comunitaria e ho fatto questo libro che appunto è uscito tempo fa. Senti, in Sardegna che cosa pensano di te? Ti ammirano, ti seguono, ti aiutano? Ma può essere anche Nemo profeta in patria, non credi? Sì, mi amano molto, ma credo che sia quell'amore e odio. Comunque penso di non averli delusi. Ma comunque in questi 10 anni ho pensato che era giusto portare avanti il discorso che io ho incominciato sulla Sardegna, perché la mia Sardegna, perché io canto la mia Sardegna, anche se per molti magari è una cosa non perfetta, non autentica. E dico che io porto avanti una Sardegna mia e che di molti sardi, e che mi sono imposta un rigore perché all'esterno della Sardegna viva un brandello del nostro mondo, della nostra vita comunitaria, che è mio, che è vostro, che è di ogni sardo. Beh, ti ha fatto piacere questo titolo di commendatore della Repubblica? Sì, veramente non me l'aspettavo, ma forse mi ha fatto piacere perché in effetti non so fino a che punto poi me lo sono meritato, cioè, però ho lavorato molto per portare avanti questa cultura della Sardegna, questi suoni che sono la nostra memoria e che saranno dei nostri figli, perché è importante appunto noi quando lasciamo la Sardegna e poi ci sentiamo male senza quello che è la nostra cultura, il nostro modo di essere, la nostra vita comunitaria. Ho pensato sempre al lavoro, di essere all'altezza di quello che facevo, perciò è stato molto faticoso, anche perché tu sai, non avendo un linguaggio unico nazionale non è facile farsi capire da tutti. Che poi la nostra è una lingua. De Sì lo definiva un antico provenzale. E allora, come tutte le lingue, chiaramente bisogna capirle. Però io sono testarda. I sardi abbiamo questa cosa di importante.